Buonasera da Leandro Maggi, buonasera da Corbola. Incontro con il giornalista Tony Capozzo nell'ambito della rassegna Incontri con l'autore. Nel servizio, uno stralcio della serata, Tony Capozzo fa una lucida analisi del ruolo del giornalista, sulla difficoltà di essere obiettivo del ruolo degli organi di informazioni e della responsabilità dei paesi nel cercare un dialogo e della loro visione ottocentesca di risolvere le varie tensioni che ci sono nel mondo. Che ognuno ti racconta la sua versione, no? E ti sforzi, cioè io ho trovato presto, c'è una sola regola, la sola bussola, stare dalla parte dei bambini, dei vecchi, degli anziani, di tutte le parti, perché sono gli innocenti, anche se poi magari a loro volta fanno il tifo, però non sbagli. Gli altri sono combattenti a cui dai la pietà se gli succede qualcosa, ma sono parte in causa. Quelli che ti comunicano sempre fa parte della loro battaglia darti la loro versione, che siano russi, che siano ucraini. O sei abituato a questo, e abituato a fatica, perché non credo che in Bosnia non succedeva che dicevano se la bomba se la sono tirata da soli, o in Israele, io ero dentro la chiesa della Natività quando fu occupata o assediata, e c'erano quelli che sparavano dal tetto, i carri armati fuori, e ognuno aveva la sua versione, e non sempre la versione che è passata alla storia o alla cronaca era la versione vera dei fatti. E in Afghanistan lo stesso, cioè tant'è che uno dice, ma come abbiamo dato, a proposito di armi, siamo diventati generosi, quante armi abbiamo lasciato all'esercito afghano, depositi interi, e non hanno sparato neanche un colpo per difendere le donne e quello. Ci sarà una ragione o no? Perché vigliacchi non sono 40 anni che combattono, sono dei combattenti e com'è che non hanno sparato neanche un colpo? Beh, vuol dire che non ci amavano tanto, vuol dire che non ci siamo fatti amare tanto, no? E non ti fai amare tanto perché? È perché non vai sottile, per il sottile quando si tratta di danni collaterali. Obama ha avuto 8 anni di presidenza. Quando arrivavano i droni per uccidere un talebano, se attorno c'erano 7-8 persone, da Texas facevano così e via. Sai, dopo è un bel pretesto. Chiediamoci le cose, no? Cioè, gli uffici propaganda ce li abbiamo anche noi, no? Quindi, sai, o hai queste esperienze che non ti fidi di nessuno, cerchi di voler bene a tutti gli indifesi, gli inermi, e raccontare quello che vedi, sapendo che anche quello che vedi è sempre solo una parte della realtà. Io non ho mai usato la parola verità. Verità appartiene quando vai in chiesa, che non hai bisogno di prove, o hai la fede o non ce l'hai. Verità, posso dirti la verità di quello che è successo in quel punto, quello che ho visto io, ma vai a sapere cos'era successo prima, cos'era successo, cosa succederà dopo, e così in tutte. In Kosovo, anche lì montature, cose, devi essere sempre, avere una prudenza. È ovvio che l'informazione, in più, se voi guardate l'informazione in questo periodo tra esperti e conduttori e giornalisti che analizzano, i più moderati sono i militari. In generale, li vedi che sono più prudenti di tutti nel dare un giudizio, ma in pensione, quindi potrebbero dire. Ed è una cosa, ripeto, hanno stimolato una reazione da tifosi, no? Che ha bisogno di sapere chi sono i buoni e chi sono i cattivi. In guerra, tranne gli innocenti, cioè quelli che, le donne, i bambini, le donne non armate. Ora, qualunque cosa succeda, tu devi dire, quando io ho visto che distribuivano le armi ai civili, è un guaio, perché cosa succederà? Che d'ora in poi ogni civile può essere un nemico. Oggi ho visto un filmato di russi, soldati, che scendono dall'ambulanza. Anche quello è un crimine, no? Perché cosa succede? Vedi che con l'ambulanza succede in tutte le guerre, viaggiano, allora tu vedi un'ambulanza e tiri, perché possono esserci dentro dei nemici, no? E queste sono le guerre.
Sono una serie di sotterfugi, di sgambetti, di tiri mancini, di menzogne, di abbellimenti, di costruzioni, di provocazioni. Noi abbiamo in mente le guerre come se fossero quelle napoleoniche, no? Quello suona la tromba, la cavalleria si prepara, un reparto, i tamburini avanzano uno contro l'altro. Sono così nei film. No? Oggi sono... Voi pensate che nelle case dei civili non si mettano dei cecchini a sparare, così poi quello... È normale, da tutte le parti, non è che le guerre sono combattute da Abele e da Caino. Dopodiché certo che c'è un giudizio sotto gli occhi, in questo caso Putin ha aggredito un paese vicino, possiamo discutere per giorni su come ci sia arrivati, di chi è la colpa, ma nel gesto, diciamo, dei dati in punta di fatto, la Russia è un paese aggressore, in questo momento l'Ucraina è un paese che si difende, ma già adesso, fra pochi giorni, secondo me, se non mi sbaglio, per quello che mi pare di capire, se l'Ucraina comincia a attaccare verso il Donbass per riprendersi i territori che aveva già perso in 8 anni, ecco, facciamo la guerra per l'Ucraina unita e che rientra le terre irredente, l'abbiamo fatta noi con la prima guerra mondiale, ma 104 anni fa. Lì il problema è molto, io quello che mi sarei aspettato dall'Europa, che lavori sullo sminare i confini, andare lì e dire guardate, tempo pochi anni questi confini saranno volatilizzati, passerai senza passaporto, c'è da guadagnare per tutti. La pace noi l'abbiamo fatta, chi alla mia età se lo ricorda, e sul Tirolo Alto Adige facevano gli attentati ai piloni, sono morti i carabinieri, sono morti alpini. Come abbiamo fatto la pace? Mandando i carri armati? Siamo andati con le valigette di soldi, cioè le tasse che pagano lì restano per, non mi ricordo che percentuale, se lei fosse sindaco in Alto Adige sarebbe un pascià, no? Vada a Innsbruck a dirgli vi restituiamo il sud tirolesi, no? Sono viziati quelli, no? Stanno troppo bene in Italia. Cioè la pace puoi anche comprarla nel senso banale, però lì il Donbass avrebbe potuto essere un Tirolo, dovevamo andare non con le basi militari, con le valigette di soldi, non da distribuire agli oligarchi di turno, ma a dire guardate si può sviluppare, fare imprese, sarete europee, non sarete della NATO, capito? Questo è stato uno degli errori che noi abbiamo fatto, e anche nei confronti della Russia, no? Che è Europa, poi ci piace o non ci piace. Anche nei confronti, se noi pensate, io sono cresciuto di formazione culturale di sinistra, no? Non mi è mai piaciuto però la Russia come l'Unione Sovietica, come socialismo reale, diciamo, l'ho trovato sempre deludente, giustizia sociale che neanche c'era, però per me è importante quanto la libertà, quanto leggo quello che voglio, vedo il cinema, i film che voglio, cioè per me è troppo importante. Come è crollata l'Unione Sovietica? L'abbiamo abbattuta, il muro di Berlino l'abbiamo fatto cadere con le cannonate, con i carri armati, no? È caduta perché dall'altra parte vedevano che noi si viveva meglio, avevi più soldi per vestirti come volevi, eri libero di viaggiare, il tuo passaporto ti consentiva di andare dove volevi, potevi emigrare, avevi anche la libertà di emigrare. Loro non potevano neanche venire, non so se qualcuno di voi è andato nella vecchia Germania Est, per andare, facevi il giro a Berlino Est e vedevi la differenza, no? Da una parte la vetrina dell'Occidente con supermercati pieni di roba, tutti sesso, droghe e rock and roll, così. Dall'altra parte sì, era un paese più benestante di altri socialisti, però grigio, no? Con le loro Trabant, con le loro... Abbiamo vinto per seduzione, non con la forza. Ditemi, e vorrei che purtroppo la classe politica non lo capisce, dove l'Occidente ha usato la forza e ha lasciato un mondo migliore di quello che c'era prima. Io l'ho visto, in Afghanistan? No. In Iraq? No.
In Libia? In Somalia? Dove? Ditemelo. L'unica conclusione è che purtroppo siamo orfani delle Nazioni Unite, che dovrebbero essere il modo di usare la forza non violento, non so come dire, come fosse una cosa di un'operazione di polizia, cioè vai e separi. Purtroppo non sappiamo neanche chi è il segretario generale, perché assente, non sono capaci di fare una proposta, ma sarebbe l'unica cosa, dire il mondo decide di mandare un corpo di spedizione, poi tratterete, poi vedrete, ma intanto mettiamo un laccio emostatico e organizziamo convogli umanitari che vogliono scappare dalle zone di combattimento. Neanche questo siamo in grado di fare. Perché? Perché purtroppo le superpotenze hanno un'altra idea, hanno una politica di potenza esattamente come Putin.